Il tema della sicurezza è un tema molto sentito, ovviamente viene coordinato dalla prefettura di Venezia ed è del coinvolgimento di tutte le forze dell'ordine, le quali ognuna contribuisce con una propria aliquota con imbarcazioni e con uomini a terra. Per questo, tramite due ordinanze della Polizia Locale e del Sindaco Venturini, sono confermate le principali disposizioni degli ultimi anni per regolare la circolazione e gli spazi a partire dagli ingressi su prenotazione. Noi abbiamo un sistema di prenotazioni per circa 42.000-43.000 posti che sono suddivisi in 28.000 nell'area marciana, quindi da Piazza San Marco fino all'Arsenale, circa 4.500 nell'area delle Zattere e altri 9.500 nell'area della Giudecca. Ovviamente parliamo delle parti di Zattere e Giudecca che più danno verso Piazza San Marco e quindi con una maggiore visibilità dei fuochi. Questo ci permette di contingentare gli orari di accesso, di avere delle vie di fuga libere per eventuali emergenze e di poter fare un redentore in sicurezza. Poi c'è la suddivisione degli spazi acquei per tipologia di imbarcazione. È un'area dedicata alle imbarcazioni tradizionali vicino alla punta della dogana, un'area dedicata alle imbarcazioni a vela, poi le unità da diporto fino a una certa metratura e senza sovrastrutture e infine le due aree più esterne, prima del Ponte Votivo e prima verso l'Arsenale per le unità maggiori. Qui contiamo di avere circa 3.500 prenotazioni per circa 25.000 persone. Vetro e spray al peperoncino vietati dalle 19 con controlli preventivi sia su acqua che su terra. Per le violazioni dell'ordinanza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. Per l'occasione sarà aperto anche il ponte votivo. Ininterrottamente aperto al pubblico dalle ore 20 di venerdì fino alla mezzanotte di domenica. Questo consente di poter raggiungere a piedi la Giudecca durante i 3 giorni del Redentore e ovviamente vi è una sospensione tecnica un po' prima dello spettacolo pirotecnico, proprio perché durante lo spettacolo il ponte non è accessibile per motivi di sicurezza, per poi essere riaperto al termine della manifestazione. È un appuntamento religioso con una serie di messe, la Santa Messa la domenica alle ore 19, ma anche un appuntamento sportivo, perché ogni festa tradizionale a Venezia è legata a un appuntamento con la Voga alla Veneta, con il calendario delle regate comunali e proprio domenica pomeriggio sullo specchio d'acqua della Giudecca si svolgeranno le regate del Redentore.